Starry night, paint your palette blue and gray. Un taglio del nastro rosa, quel rosa che rappresenta il colore del mese della prevenzione del tumore al seno. Ad un anno dall'installazione del nuovissimo mammografo digitale 3D, il Centro di Medicina di Mestre sottolinea l'importanza della diagnosi precoce dotandosi di una seconda apparecchiatura. L'obiettivo è ridurre al minimo i tempi di attesa per effettuare l'esame. Questo mammografo è il secondo che abbiamo, quindi perché abbiamo un obiettivo ben preciso, vogliamo che le donne di Mestre e delle zone limitrofe riescano a fare l'esame entro 7 giorni o non oltre 7 giorni. Nella sola sede del Centro di Medicina di Mestre vengono svolte 10.000 mammografie all'anno, un totale di oltre 50.000 in tutte le 27 sedi del gruppo. Il mammografo con tomosintesi, una tecnologia di ultima generazione, non solo permette di visualizzare anche le lesioni più piccole in appena 3,7 secondi, ma grazie ad un particolare dispositivo allevia la sensazione di dolore durante l'esame. Il tipo di compressore Smart Curve che è curvo, come vedete, quindi si adatta meglio alla superficie mammaria ed è meno doloroso. Questo è reclamizzato dalla ditta, ma ci viene confermato anche dalle pazienti che dicono di sentire meno male. Il Centro di Medicina con questo investimento si dimostra vicino alle donne e al fianco di Lilt nella sua azione di sensibilizzazione e sostegno. Io ringrazio tantissimo il Centro di Medicina perché per la seconda volta assisto a questa inaugurazione di questi mammografi. Quindi in qualche modo questo ottobre è diventato non solo il simbolo per tutte le donne che stanno lottando contro il tumore al seno, ma soprattutto un invito per le donne giovani e meno giovani a effettuare i controlli e gli screening necessari e a pensare anche a se stesse. E anche le ragazze del Calcio Venezia FC femminile sono scese in campo per divulgare le buone prassi della diagnosi precoce. Non mi chiudo in difesa, io gioco d'anticipo. Il territorio dunque si arricchisce di un servizio fondamentale. Il pubblico deve avere delle funzioni importanti, ma il ruolo del privato è sempre più importante. Il privato deve essere responsabile, deve essere competente, deve essere bravo e abbiamo trovato in queste caratteristiche nel Centro di Medicina. Arricchirsi di tecnologia va benissimo perché aumenta per tutti i nostri pazienti, le nostre pazienti in questo caso, la possibilità di arrivare a diagnosi precoci. Il Centro di Medicina punta a dare un'offerta ancora maggiore con la creazione di una nuova struttura di riferimento per tutta la zona. Sarà una struttura all'avanguardia di 5.500 metri con 150 posti auto, con 70 persone e 200-250 medici che lavoreranno. Sarà una struttura nuova che avrà tutto il comfort e sarà posizionata allo Champ.